Allora siamo pronto. Iniziamo bene con il vino fa già l'effetto. Sì, perché non ne possiamo più. Grazie agli amici che ci mandano vino tutti i giorni. Ormai da quando parliamo di vino ci spediscono diversi vini, noi mischiamo qualsiasi cosa, essendo io astemio così. Shiraz. Ah, lo Chirac, chi non conosce? Lo Shiraz. Vino francese. Il famoso vento di Chirac, esatto, che arriva. Siamo quasi pronti per cominciare l'ultimo giorno della settimana e questo mi dispiace perché quando io devo affrontare il weekend so che non ti vedrò per 2 giorni e questo mi fa soffrire, soffrire. No, veramente, giuro, io soffro la notte. Baldini, se vuoi vengo a bussarti tipo il sabato alle 3 di notte, ma soffro ancora di più a non vedere lui, il macaco suonante. Il macaco suonante mi mancava. Mi mancava, ragazzi. Il macaco suonante mi mancava. Senti, allora, vogliamo suonare qualcosa? Aspetta un attimo, prima salutiamo questo pubblico che non vede l'ora di scatenarsi. Oggi con noi, pubblico! Questo pubblico meraviglioso e ora è il momento di presentare la colonna sonora. Guardate, si sono già alzati in piedi i fiati. Certo. Neanche Maynard Ferguson aveva Giardina, anche se non si alzava era uguale, veramente. Dove l'hai trovato oggi? Come Maynard Ferguson, che non so ricordare. Gonna Fly Now. Gonna Fly Now veramente. Significava gonna, vola adesso. Sì, esatto. È la canzone di Marilyn Monroe. Senti, Marilyn Monroe. Che ti devo dire? Oggi avremo un ospite pazzesco, secondo me. Grandissimo ospite musicale. E anche qui in veste anche di scrittore, perché ha scritto un romanzo che si intitola Disperatamente e in ritardo cane. Questo sembra la storia della mia vita. Bravo, è un artista che sai fa avanti e indietro con l'America. Mi ricordo insomma delle canzoni bellissime, faceva il blues, il jazz, anche delle volte il mambo. Italiani mambo. Ragazzi, qui si parla di Sergio Caputo che arriverà. Hai preparato di Caputo qualche cosa? Cosa? Ah, ecco, presentiamo l'orchestra che magari capito, sentiamo. Signori, ma neanche sono dei mariachi, siete dei mariaci, il mariachi, queste note acute che fa Giardina. Giardina, fammi un bisacuto con la tromba, sentiamo un po' se sentiamo com'è. Ma è una meraviglia, il bisacuto con la tromba da sentire in radio in macchina. Che sta roba, è un ragazzino che si è fatto male. Io avevo un mio amico pastore che fischiava anche lui, c'è bisogno della tromba. Ehi tu, sardo, al Pecora. Aldi Pecora. Lui si chiama Aldi Pecora, che ha è fatto musicista, una cosa, ha cantato la canzone Innamorada, l'ha fatta in sardo solo con la chitarra, ma non so, vogliamo sentire subito, fare un pezzettino, apritelo tutto. Sentite come la fa il sardo, è bravissimo. Se sono embriaga, se sono embriaga, tutta embriaga. È l'unico che suona la chitarra e canta in un altro tono. Sono embriaga. È la cosa assurda. Io sono embriaga. Scusa, ma in sardo innamorata vuol dire embriaga? No. Che vuol dire embriaga? Embriaga vuol dire ubriaca? Sì. E allora scusa, quello che hai fatto? Che sardo è? Scusa, l'abbiamo capito, no? È ubriaca da bello che non si capisce. C'è l'unico sardo che non sa fare il napoletano e neanche il sardo. Mi viene male pure quello. È una cosa incredibile, ragazzi. Ragazzi, notizie governo ombra, sapete il governo ombra di Walter Veltroni, già si vedono i primi effetti di governare all'ombra, ha il muschio sotto le ascelle. Che ridere, veramente. Consentitemi di fare gli auguri, oggi gli auguri particolari a mio nipote, mio nipotino, il figlio di Beppe, sai, Beppe, figlio di Beppe, ha 2 figli, Anita e poi c'è Nicola, Beppe è mio fratello, oggi compie 3 anni e lui è un ascoltatore, sente la radio, quando sente la voce di Cremonesi è come se sentisse Winnie the Pooh, è felicissimo, quindi Nicola, lui quando sente la radio, mi bacia la radio delle volte quando sente lo zio, guarda Nicola, c'è lo zio, tanti auguri. Ma c'è il bambino. Tanti auguri. Ma chi è? Ma quello è tuo nipote può fare con te, che sicuramente gli avrei chiesto in prestito dei soldi per il tuo nipote di 2 anni. È dura. È dura. Non ho nipoti.
Lo so. Tutte femmine. Nicola, tanti auguri. Cremonesi? Sì. Nicola, questa è per te, te la canta Enrico. Tanti auguri a te. Nicola ha cambiato Originale, sesso, no? ha cambiato. Sì. Tanti auguri a te. Si inventa una cosa. Tanti auguri Nicola. Bravo. Tanti auguri a Proprio. te. Avete un laccio emostatico per caso? Ciao Nicola, auguri! E allora, chi è che ci chiama? No, noi chiamiamo Chi? il ministro della difesa, la russa, lo sai, che ogni giorno fa parlare di sé. Ho capito. Eh sì, adesso c'è il ha litigio fatto? lì con Maroni per Ah, l'uso dei beh. militari, a protezione delle discariche, è venuto fuori sì? un casino, sì. Sentiamo le ultime novità da lui, dai, proviamo a chiamarlo. Questo se non litiga ogni giorno, sentiamo se ci risponde. Pronto, ministro? Buongiorno. Buongiorno, allora, sto... Così, questo litigio con Maroni... vede, la vedo un po', la sento un po'. Innanzitutto non è stato un litigio, ma una semplice discussione tra due ministri. Ringhia ogni Sì, tanto. può capitare di non essere d'accordo, ma si trova sempre una soluzione, Certo, diciamolo. una anzi, pacata dicetevelo. discussione costruttiva, magari intorno a un tavolo. Ma che cosa dice pacata? Ma che sta dicendo? Discutere intorno a un tavolo è da donne, da donnicciole. Ma che sta dicendo? Se qualcuno non è d'accordo con me, io lo sfido a lotta greco-romana. Senta, e com'è andata la lotta greco-romana con Maroni? L'ha schienato, ha fatto qualche presa? Sì, per l'occasione, la presa di Maroni ho fatto. Che il nome non promette niente di buono. Basta trovare la zona giusta e strezzare. Quella è la famosa. Ma sempre democraticamente, Comunque si è arreso subito. Vabbè, quindi dal punto di vista politico cosa cambia? Cioè? E niente, non manderò i militari a presidiare le discariche. Ah, ecco, ok. Ma sarà creata L'M era proprio un'apposita task force. Ah, ho capito. Dopo le giubbe rosse del Canada e i caschi blu dell'ONU ci saranno i sacchetti grigi di Forcella. Eccola. Senta, ministro, sappiamo che ieri ha festeggiato a Roma le nozze d'argento di Gasparri. Sì, sono andato, bene. Gasparri è un amico, Certo. insomma, anche se le nozze d'argento non sono da uomo. Ah no? Io non festeggio se sto da 25 anni con una donna. Ah, no? Io festeggio se sto in un anno con 25 donne, quello è. certo. Senta, Che c'è? ha fatto un regalino ai coniugi Gasparri? È la virgola questa, no? Sì, ho regalato a Maurizio un manganello d'argento Ah, bello! con l'incisione, proprio pensa a me, Sì. c'è scritto, Sì. e un paio di un pizzetto alla fine del manganello. ma non è un bel regalo, scusi, se lo usa per picchiare la gente, no? Beh, in questo caso avrebbe sbagliato. Bravo, meno male. Deve usarlo solo per picchiare la moglie. Grazie al ministro della difesa Ignazio, eccolo. Con la russa. Lo so. Cosa hai preparato di Caputo? Sabato italiano, bimba se sapessi, Sembra la Garibaldi lista della innamorato. spesa. Niente, tu Un ti chilo parlo di come si dice, zucchine. cosa hai mangiato oggi? Sì, un chilo di zucchine, l'astronave che Anche. arriva, l'hai fatta? Certo, c'è pure quella. pure quella. Siamo contenti, abbiamo notizie, cos'è? La RAI congela 1500 contratti di precari, ragazzi, questi precari con questi contratti, non vogliamo darci una mossa. Petrucciolo dichiara: sono andato io stesso a metterli nel congelatore e ci ho trovato Sandra Milo. Era là. È una stalattite. Dai, si scherza. Vogliamo salutare Fernanda, è arrivata con la noi Fernanda, Fernanda, una delle certo. più valide collaboratrici della Ballandi Entertainment. È colei che chi chiama la Ballandi, state pronto Ballandi, buongiorno? Chi La desidera? gnocchetta tascabile. È lei, Fernanda è in arte detta Fernet. Lei è quella che è caduta di più nella rete dei miei scherzi. Ogni volta che chiamo la Ballandi dico: sono Nanni, mi passi Bibi? Un attimo. Sì, lei proprio. E Bibi gli fa: ma è Rosario. È Rosario, io mi chiamo Rosario.
Allora, Tra l'altro oggi qui gli autori, sai, partono tutti dopo la radio, sai dove vanno? A Barletta, perché uno dei nostri collaboratori, e cioè Provenzano. Dove è Provenzano? Provenzano si sposerà domani. Gran cornotone di Com'è la Provenzano. canzone di oggi, quella che facciamo? gliela cantiamo? Sì, vai. Lui la fa. One, two, three, vai. Non te sposa, pensa alle corna che devi portare. Non te sposa, pensa alle corna che devi portare. Salzala, musica, signori, la canzone di questo ragazzo Tuppi, DJ Tuppi, che dopo 12 anni non si aspettava che al governo ritornasse Berlusconi. Lui sta cosa l'ha colpito molto e ci ha fatto un pezzo. Tuppi! 14 anni ormai sono passati, sai, è come un déjà vu, a comparire sei tu. Io non me l'aspettavo, no, neanche ci pensavo. Ormai la mia vita era senza di te, ma nella vita non c'è due senza tre. E 4 Silvio, nuovamente presidente del consiglio. Che pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio. Ma mi butto giù dal ponte Milvio, Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio. E mi butto giù dal ponte. Facciamo un arrangiamento supplementare, vai. Vorrei solamente capire il perché tu hai il tuo regno e vivi da grande re. Chi te lo fa fare col casino che c'è? Ti prego, Arrangiamento adesso, supplementare. senza se. Il vero motivo, dimmi qual è. Hai visto lo stato in che stato è? Per aiutarlo ci vorrebbe Superman. Il popolo incansato aspetta un nuovo cielo, magari lo vedremo nel blog sulla 3. Silvio, nuovamente presidente del consiglio. E pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio. Ma mi butto giù dal ponte Milvio, Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio. E mi butto giù dal ponte Milvio. Festival al vivo Radio 2. Vediamo cosa fa. Io e la mia signorina e basta la tonalità. ha provato a fare un neffa dopo 3 broncopolmoniti. Sì, 3 ottave sotto il rutto. Esatto. Però Io ho avuto un conato, chiedo scusa per l'ora, ma ho avuto veramente. vabbè, no. No, Chi è scusa, che chi ci chiama? Pronto? Sì? Ma chi è? Ma chi è che piange? Chi è che singhiozza? Sono Marco Carta. Marco, ciao. Che è successo? Sono passati 20 giorni dal trionfo di Amici, Sì. il giorno della gloria, Gloria, si con la O. nel momento in cui sono stato consacrato Sì. nel firmamento della musica e Vuoi dell'arte. una bombola d'ossigeno? Sono 20 giorni, ora non mi riconosce più nessuno. Ma non fare così, dai Marco. Sono sicuro che la gente si ricorda ancora di te. Non è dai. vero. Come non è vero? Non è vero, io ad esempio, la cassiera del supermercato non mi ha riconosciuto, stavo per pagare e mi ha detto carta o bancomat? Per forza, che ti devo dire, scusa. Chi è questo bancomat? Ma come... Sarà il nome d'arte di Pasqualino. Mamma mia. Maria! Iurna! Sempre. Vi siete dimenticati. Dai di me. Marco, devi aver E pazienza. quando gli no? servivo, e invece adesso mi hanno lasciato lì. Devi da avere un solo. po' di pazienza, Io ero il dai. messaggero divino della musica. Ah, sì. Era una piccola gemma cagliaritana. Sì, quasi. E ora, hai presente il gioco carta vince, carta perde? Ecco, io sono carta perde. Che minchiata è questa. Io sono un talento. Sì. Talento vero. Ma secondo voi non posso andare al festival bar? Sì, puoi andare. Ti faccio sentire come canto? Meglio di... Ti faccio sentire. No, dai, Ti faccio sentire. accontentiamoci. Quando sei
sei disperato come me, senza te quando Guarda, stai... basta. Ti preferivo quando piangevi, per favore. Ma sì, tu mi odi Ma perché non ti- sono sardo, lo ma so. non è vero. Tu mi odi perché sono monumento dell'arte e del canto. Sì. Tu mi detesti Sì. per la mia piacevolezza, Certo. mentre tu sei tu. Sì, sei, certo. sei tuzzo, sei Sì. pieno di verruche. Lo so, Certo, sì. sì, per farmi un dispetto, avete invitato a trasmissione quelli di X Factor. Beh, sì, sono stati anche molto bravi. Ma cosa dici? Erano spaventosi, erano così raccapriccianti che non sembravano neanche venuti da X Factor ma da X File. Sì, ecco, dai. Maria! Ancora? Dove sei? Dai, stai calmo. Chi è? Scusate, bussano alla porta. No, qui suonano, non Un bussano. attimo. Chi è? Chi è? Chi è Heidi? Spiega chi sei, perché se no... Sono Grazia. Ah, grazie a chi? Grazie. Non l'ho detto. Non l'hai detto, ma, Non l'ho detto. ma si è capito. Non l'ho detto. È stato più forte di me, però sì. l'ho pensato. Devo dire che l'ho pensato. Tutta Italia l'ha pensato, non solo tu. Grazie di Michele, vieni fino a casa. Tu non hai il cuore, non hai il cuore, veramente. Cosa vuoi? Dove sei venuto a chiedermi un autografo? No, sono venuta per ricordarti che non sai cantare. Che stronzo. Sembra tutto tranne grazie di Michele. Sì, è vero, Delle sembra volte Heidi. Sfocia anche in Sandra Milo. Sì, anche il Sandra Milo, è vero, è vero. E ride da Cremonesi poi. Tu non hai il cuore. Veramente al posto del cuore hai il Rio Azzurro. Così mi dai il colpo di grazia di Michele. Che bella battuta, devo ridere. L'ha Sai che scritta ti dico Bozzi. che tu sei un marsupiale, te lo devo dire, solo che le borse le hai sotto gli occhi con tanto di canguro dentro. Una borsa, hai i denti gialli e con il prezzemolo in mezzo, sembrano la maglia del Brasile. Maria Iurma! Eccolo, grazie a Marco Carta. Eccoci. Ricordiamoci che sta per arrivare Sergio Caputo. Sì, grande Tu sai interprete che Sergio Caputo e è stato compositore. è un chitarrista Chitarrista jazz. certo. Sai quando si menziona la parola jazz, Jazz chi arriva- ti viene in mente? Il jazz che cammina. Chi è? Paolo Fava. E quindi secondo te riuscirà a duettare? Bah, con ci Sergio proveremo Caputo? dopo, bisogna vedere se consentirà, consentirà, che lui sai che è molto arriva suscettibile. E duetta così. Così con tutti, certo, non è Vabbè, facile. noi Dai, però ci proveremo. dai. Senti, ho tutti i testi di Sergio Caputo. Guarda, Sì. vediamo il pubblico cosa si Io mi ricorda. ricordo il primo, Col Citro cinturone di Sodina karaoke, ragazzi. granulare. Mi ricordo che Caputo a karaoke si faceva tantissimo. Sì, eh? Sì, lo facciamo. Venivano, voglio fare Caputo, che era idrofobina vegetale. Ma facciamo Lo magari. cambiò il nome, Lo cambiò il nome. Che cosa? Perché la prima versione era citrosodina granulare. Granulare, esatto. Poi quelli della citrosodina si vede che. Sì, poi ce lo racconterà quando. E allora idrofobina. Idrofobina. Sì. Che cos'è la idrofobina? No, non penso non Ma è una esista la cosa- idrofobina. Vediamo sia una droga nuova, la mescalina, la idrofobina, il crack, non lo so io, no, non pensi che. Vuoi da me, chiedi alla Winehouse, magari la conosci. Sì. Che ne so io, vedi tu. Ah, questa è bellissima. Ma tu l'hai viste le foto della Winehouse con Pete Sì, Doherty? l'ho vista. Tutti e due che si mettono insieme. Sì, che mamma bella mia. coppia. Ma una cosa incredibile. Sono fatti l'uno per l'altro. Battutona! Ma Cremonesi, ma Battutona! Ma bravo, bravo, questa sono ci stava. fatti l'uno per l'altro. Ma no, devi vedere la foto. La Sì. foto. Gli occhi di Doherty. Tutti e due che si baciano. Sì, non sanno neanche chi baciavano. No, ma non si conoscono neanche. No, dopo 5 minuti che Doherty stanno l'ha trovato insieme. attaccato a una colonna Who are come i you? cani. sai. Who are- Pensava fosse Who la are you? Winehouse. Sì, esatto. Vabbè. No, scusa, mi fai l'accordo? Sì. Vai. Solo per ricordare un po'. Bello, Wow. Swing. Una volta queste cose le cantava Sinatra, capito? Scusa, non ci detto, io non me la ricordo benissimo, però era idrofobina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore. Fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi pure di ballare.
Ho beccato tra il pubblico una signora che stava caputa a memoria a rifarmi l'inciso. Prego. No, li faccio io. In assolo. Sì. La signora del pubblico, prego, vada signora, se no viene lapidata con i ricci di mare in beu. Come non farà mai? È il marito che parla, sembrava giurato. È il fratello che sta a Dio, non lo potevo sapere. Sei pronto? 3, 4, bimba se sapessi che... Monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mi tocca fare. Dopo questa faccia è il mio passato da dimenticare. Brava! Suo fratello la conosce benissimo, non te lo farà mai! L'ha fatto subito. Eccola. Complimenti, come si chiama? Lucia. Arrivi da? Vivo a Roma e sono di provincia di Crotone. I Crotoni! Fratello, posso dirti una cosa? Chi è che parla? Ah sì, il fratello, quello che... Dice fratello. Dica fratello. Hai fatto un miracolo, eh? Sì. Grazie, mi chiamano Padre Fiore. Ah, ok, a posto. Hai fatto un miracolo. Incredibile, bravo. In mensa il pesce non finisce mai quando arriva lui, vero? Senti, ricordiamo, amici, quanti di voi hanno acquistato il nostro CD di Viva Radio 2 presenti qui? 1, 2, 3. Non vi vergognate, non è che uno. Noi cerchiamo chi non l'ha comprato non lo faccia per farci piacere. Perché so che lo comprerà. Allora, chi l'ha comprato lo firmiamo. 2. Chi non l'ha comprato, per favore. Fuori! E rimaniamo in 4. Rimaniamo noi e loro 4. Sì, esatto. No, perché siamo primi nelle compilation, sì? sapete, ve lo dovevamo dire, vabbè, siamo primi. Ah, bene. Abbiamo massacrato Amici, Maria De Filippi. Mi dispiace. Purtroppo nella classifica generale abbiamo un problema con Madonna. Ah sì? Vado io a New York. Madonna è tosta, no. Madonna e Pino Daniele. Dove sta? Nello Yorkshire. Pino Daniele stanno vendendo molto. Pino Daniele sta vendendo molto. Daniele sta a Napoli un attimo. Madonna vado nello Yorkshire. Però noi siamo i primi negli autogrill. Cioè vedi? Insieme alla. Come si chiama? Rustichella. E siamo anche i primi fra i marocchini. Ah no, lì ragazzi, siamo sui fasulli. Sì. Siamo veramente. Solo che siamo un po' più ambrati. Sì, ci hanno esatto. messo un po' più scuri. Abdullah Idris. Viva Radio 2. Se andate agli autogrill, chiedete pure una rustichella farcita, ve la danno col CD nostro. Sì, dentro, esatto. Dentro. No, comunque approfittate nel fine settimana se volete fare un buon regalo di compleanno per quest'estate, quando viaggerete in autostrada, entrerete in quei tunnel lunghissimi dove la radio non si prende. Allora lì è il momento di infilare il nostro bel CD e noi vi terremo compagnia, perché poi nel CD noi diciamo siamo in macchina con voi. Basta. Ma diciamo, finita lì, ne che facciamo? Sono 57 gag, una cosa veramente pazzesca. Abbiamo musica da mettere. Cosa? Sì, perché non posso mettere la musica. È da tanto che non sentiamo la nostra Raffaella Carrà. Noi abbiamo la nostra Raffaella Carrà, abbiamo la nostra, cioè Raffaella Carrà del 2000. Del 2000, che è sicuramente Stefano Orlando, perché ma il merito non è suo di Stefano Orlando, diciamo, il merito è di chi scrive le canzoni di Roberto Zanichelli. Il nostro Roberto Zanichelli è l'ispiratore, diciamo. Sì, detto anche Piuma, si chiama Piuma. Piuma perché è un ragazzo silenzioso, non si sente, questo nomignolo gli ha dato Antonio Geminale Pugliese, che disse proprio no, non si sente proprio, è una piuma. E allora Piuma che scrive queste canzoni. Anche le donne dicono così, non si sente proprio. È una piuma. Sì, dopo. No, pare Cremonesi, tu non ridere che sai nell'ambiente come ti chiamano Mister 2 minuti. Mi chiamano Mister 2 minuti. Sì, nell'ambiente. Viva Radio 2 minuti l'abbiamo fatta. Ma chi ti vuole bene? Esatto. Viva Radio 2 minuti è lui. Sì, ispirandosi a lui, esatto. Amore. È uno stacchetto anche quello. Fallo. Dura come uno stacchetto. È l'unico uomo. Fiore, la sua ex fidanzata l'ha raccontato. Quando cominciavano, diciamo, lui faceva 1, 2, 3, 4, pa, finito. È l'unico uomo che invece che mettere un CD mette uno stacchetto nel sottofondo, ogni tanto dura. Guarda, è uno dei Cremonesi è uno dei rari casi veramente in cui la sigaretta dopo dura di più. Flash Gordon. Scusate, ma esistono ancora? Cioè, esistono ancora questi che dopo che si fumano la sigaretta? Sì.
Io Ma sì. sei proprio- Che mi devo sei drogare, pessimo. scusa. Ma Io no, fumo. è brutto. Se stai con la tua amata Ma io vicino, fai una fagli una prosciutto e carezza, invece funghi. che fai? Non gli fai una carezza a tua Mentre moglie? fumo, gli faccio Mentre una fumi carezza. con le mani. Certo. Fumare a letto, ma che brutta roba. E perché no? Amore, è stato bello. Ci sarebbe una battuta, ma non te la posso fare No, sul non la fumare fai. a letto, lasciamo perdere. Non la fai. Ma Non ci la siamo fai. capiti, Non vero? ci ho capito. Esatto. Camilleri sai che ha detto? Sì. Perché fumare dopo? Io fumo durante. Sì. Senti, c'è la Stefania Orlando che ci aspetta da 20 minuti con È un il microfono. testo molto importante, se volete trascrivetelo perché Sì. uno nei momenti di Umberto tristezza. Eco non avrebbe saputo fare Umberto meglio, Eco, sì. cioè proprio Sì. è lontanissimo da Sì. questo Marimbamba. Marimbaba, non so dirti cosa sarà, non so quando si arriverà, ma domani io vado al mare. Marimbaba, vado in Messico anche più giù, tra le onde col sole, magari un mese o forse di più. ballando da solo, ho beccato. Invece parto e non torno più. A marimba, a marimba, a marimba, a marimba. Non so dirti cosa sarà, non so Marimba. quando si arriverà, A marimba. ma domani io vado al mare. Marimbarza. Vado in Messico Marimbarza. giù, tra le Marimbarza. onde col sole, magari È un bella, mese però. o forse di più. O quasi quasi invece parto e non torno più. Italiani in mambo. Marimbaba. Comunque è allegro, è divertente, è estivo, da sentire sotto l'ombrellone. Evviva! Hey! Vado in Messico anche più giù, tra le onde col sole, magari un mese o forse di più. Marimbaba, non so dirti cosa sarà, non so quando si arriverà, ma domani io vado al mare. Marimbaba, vado in Messico anche più giù, tra le onde col sole, magari un mese o forse di più. O quasi quasi invece parto e non torno più. Che bel Eccola. pezzo, che bel pezzo. Ricordiamo una Abbiamo- cosa. sì, dai, sì, al volo. cosa? L'ospedalino Maier, che è un ospedale di Firenze al quale sono molto Sì, legato. sì, il momento che, è- esatto, organizza per, sabato 24 maggio una partita di calcio e qui Dove? ridi. Dove? Ridi Giochi perché- tu? No, Ah, ridi perché è perché è fra vecchi giocatori della Fiorentina di calcio e i sosia. Ah, che bello. Aspetta, c'è il sosia di Baggio, il sosia di Buffon, il sosia di Ceccherini, di Freddie Mercury, di Chuck Norris, di Fiorello, No, il mio non c'è, sì, non sì, esiste, sì, non di esiste. Donadoni, di Raz the Gun, di Diabolic. Io vorrei vedere il sosia di Caterina Nera, Diabolic. chiunque può essere il socio di Diabolico. Di Muccino Chiunque. e di Briatore. Sai secondo me che il socio di Diabolico? chi è? Timperi, se gli Ah, metti un la po' cosina, sì, Timperi sì. è. Timperi. Dunque, Lo vi sai che ho visto ricordo Timperi ancora- che con le sopracciglia stava pulendo il vetro della macchina? Sì. Allora, il club sportivo Firenze Velodromo delle Cascine alle 15:30 sabato 24 maggio. Ah, ecco, vuoi vecchi dire- giocatori vuoi della dire Fiorentina. dell'altro? Perché se Beh, vuoi Dino continua per tutta la Baggio, puntata, dai. Giovanni Galli, Alberto Di Chiara, i giocatori della Vai, allora Fiorentina, noi dai, sì. siamo, io non posso andare, tu puoi andare? No, perché- Ci dispiace, però sarà una bella cosa, Sì, sicuramente. vedere Di Sosa di Diabolic che scatta Ah, sulla meraviglioso. fascia. A questo, Cioè, te lo punto, giuro. a questo punto, ragazzi, ci abbiamo, sì. È ormai un personaggio che tutti stanno aspettando. Ah, sì. Il calcio. Eh sì, perché domani c'è la finale di Coppa Italia, ragazzi, Roma Inter. tutti stanno facendo appelli. Sì. Ricordiamo che il presidente Napolitano sarà presente in tribuna, non facciamoci riconoscere, dico noi tutti tifosi, Sì, certo. interisti, romanisti, chiunque. No, certo. Fate i bravi, Fate è una bravi, partita di tanto. calcio, È un chi gioco. vince vince, chi perde perde, chi se ne frega, tanto scudetto infatti. abbiamo vinto noi. Ecco, vedi? Ma scherza, guarda, e fammi fare una battuta che, su, no, veramente siamo bravi. Sì, fate bravi, dai. Una bella domenica di festa. Sabato. Allora, dai, Stavate. proviamo a chiamare Chiamiamo il Moratti. presidente dell'Inter, vediamo se vuole stemperare questa sì, situazione. sentiamo se lui, insomma, cosa ne pensa, dai, la vigilia di questa partita importante, comunque una finale. Presidente Moratti, buongiorno. 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 Buongiorno, ecco. Domani passo subito alla domanda. Domani la finale di Coppa Italia, metterete in bacheca anche questo trofeo? La Coppa Italia è una competizione simpatica,
proprio una squadra simpatica, insomma, domani sarà una bella finale, insomma, che vinca il migliore, vinca il migliore, insomma, se non vinciamo prendo ste mezze seghe. Presidente? Che ha detto? Non si è capito bene, scusi. Non si è Sarà capito. presente, insomma, anche il ministro Maroni. Ah, ecco. Sì, senta, Presidente Moratti, vuoi replicare a Cannavaro che ha dichiarato che il suo periodo all'Inter è stato il più brutto della sua vita? Cannavaro è un ragazzo simpatico, insomma, un autentico campione, Bravo, insomma, sono cose che si dicono così, cozzo, diciamo, fuori classe, sono un pilastro della nazionale, sono simpatico, terrone. Presidente? Torna a Napoli a spazzare le strade. Non si capisce che cosa ha detto? Ho detto molto simpatico, insomma, Cannavaro, insomma, Senta, ieri il quotidiano Tutto Sport ha fatto una proposta provocatoria, quella di restituire il 14° scudetto che avete vinto a tavolino, che tutta Italia sa che avete vinto a tavolino. Ringrazio Tutto Sport, la simpatia, ma insomma lo scudetto insomma, ce lo teniamo. Bene, bravo. Sport mi ci puliscono. Presidente, non abbiamo sentito che ha detto? Tutto Sport è un giornale simpatico. Bravo. Presidente, ci tolgo una curiosità. Mancini sarà riconfermato sulla panchina dell'Inter? Ogni tanto sentiamo queste interferenze strane. Mancini è un ragazzo simpatico, un bravo allenatore, insomma, ci ha fatto vincere scudetti, poi insomma, sicuramente troveremo un accordo anche con lui. Oh, meno male. Come? Non sentiamo bene. Non riusci... Vada via, ciao. C'è qualcosa? Tanto ci ho preso Mourinho, ma che se ne frega. Sentiamo delle interferenze che arrivano. Ma... Bene, grazie al Presidente Moratti. Moratti è un signore, però Moratti è un signore. È un signore, perché tutti quelli che lo vedono in televisione dicono Moratti è un signore, ma secondo noi dentro dice tutte quelle cose lì davvero. Dentro. Allora Caputo è già qua. È là lì, è là, sta entrando. Ululà. Dietro la porta Sergio Caputo. Buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Sto morendo a ridere perché vi ascoltavo già in corridoio, in radio. Sergio, bentornato. So che tu fai il pendolare tra... sono più pendo che più là. Beh ragazzi, fai il paio con Cremonesi, sì, claro. Però fai avanti e indietro con avanti e indietro, andiamo con l'America. Con l'America, certo. Esattamente dove? È California. Capito. Che è più cali che Fornia. Cioè California viene dal greco kalos, che vuol dire bello, ma Fornia ancora non abbiamo. Allora capito. Kalos. Qui c'è vicino Roma, California, che è qua Fornia. California qua. Poi c'è sull'Aurelia c'è anche la California, che visto c'è una località. Sì, è vicino a California, è vero. La California, lì vicino a Livorno. Con l'articolo però. La California. Salutiamo tutti gli amici della California, vicino a Livorno. Chissà che cosa. C'è tutta non ci credo! Dalla California! C'è una signora del Bro che viene dalla California vicino a Livorno! Lo sai? Dio vado. Bravo, dai, signore, ma veramente, dai! Lo sai? Si prende al microfono, ci dico a che cosa te? Sappiamo i canti. Allora aspetta un attimo, la California è in provincia di Livorno, giusto? Sì. Allora guardiamo se è vero al californiana. Domanda, cosa fa un pisano che si butta dalla torre di Pisa? Se era californiana vera avrebbe detto fa bene. Io ho detto nulla. I pisani ringraziano Baldini. No, ma è una spero che loro. ti righino la macchina. È una battuta molto loro. presto. Amici di Pisa, quando vedete Baldini in giro, rigategli. Eccoli là, rigategliela. Ci sono pure quelli di Pisa. A lei Caputo, abbiamo fatto centro. Se parliamo dei talebani, troviamo 2 talebani in ultima fila. C'è qualcuno della Talebania? Perché Tale è la Bagna. Caputo, ma sei proprio Caputo, ne ha una per ogni. Dice c'è qualcuno. No. Allora, intanto diciamo che Sergio Caputo è qua così per divertirsi insieme a noi. Assolutamente, questo avendo il tempo della mia vita. Però sei scrittore qua, romanzo leggo. Romanzo, sì. Romanzo, disperata. E come mai hai fatto un romanzo? Ho scritto un romanzo perché da tanti anni ammiratori, estimatori, eccetera, mi dicevano: ma perché scrivi canzoni così corte? Dovresti scriverne una lunghissima. È una canzone sola questa?
alla fine ne ho scritto una lunga, 284 pagine, mi sono messo lì, ovviamente poi non l'ho più suonata perché l'ho solo scritta, mettere la musica sotto una cosa del genere. Max Paesani è il personaggio del romanzo. Sì. È un po' un po' autobiografico. Intro. Perché tu hai avuto, c'è stato un periodo, no? Che periodo era quello di questi pezzi che abbiamo sentito prima? 88? Quelli erano gli anni 80, 90, così. 100. Ha avuto un periodo prolifico, pezzi, classifiche, poi a un certo punto di botto, ciao, pum, sei andato via. Ma il motivo c'è perché tutti quanti volevano solo sentire quelli riescono a fare quelli nuovi, pertanto poi diventano cult 10 anni dopo. Infatti adesso stanno diventando famosi dei pezzi che ho scritto 10 anni fa, perché ho capito che quella quindi hai capito giustamente. E sei andato in America? Sono andato in California, dove qualcuno mi ha detto però di averti visto suonare in qualche locale. Vero, ho suonato, ho avuto una band con la quale mi sono molto divertito, poi ho fatto un album strumentale, soltanto strumentale, dove non canto, infatti è andato da Dio perché... Ma veramente? Sì, no, non cantavo, quindi erano tutti contenti. Infatti sto disperatamente tentando di smettere di cantare, quindi ho provato prima con l'album strumentale, adesso sto provando con il romanzo. Io se vuoi un rimedio ce l'ho. Infatti Ma tu canti molto meglio di me. 2 o 3 sere con Cremonesi non canti più. Vai, stavo già andando via. Guarda, l'ha presa sul serio, perché lui certe cose l'ironia non la coglie, è offesissimo in questo momento. Sì, sei come il mio cane che appena lo sgrido mette subito le... Ma quando mai? Ma dai, che sto scherzando, lo sai che ti amo profondamente. Anch'io ti amo. Mi barrico in camera col cuore a 3000. Sarà per le scale ripide? Sarà per l'età? Sarà, dice una voce metallica nel mio orecchio sinistro, per tutto quello che ti sei scolato ieri notte? Questo è un assaggio del libro che è stato scelto poi dall'editore come così. Chi è l'editore? Mondadori. Ah no, pensavo. No, io e Castoldi. Mondadori, andatelo a cercare. Tra l'altro lo presentiamo oggi in via del Corso alle 6:30, chi vuol venire dove? Alle 6:30 alle Messaggerie, alla libreria Messaggerie adesso verrà Mondadori, via del Corso numero 473, infatti, bravo. Ma scusa, vedo una foto qui su internet, sei con Enrico Rava. Sono con Enrico Rava. E che cosa hai fatto con Enrico Rava? Enrico Rava abbiamo fatto un album insieme, poi abbiamo anche suonato dal vivo un paio di volte. In quell'occasione lì di quella foto c'era anche Lester Bowie sul palco, che è stata una serata abbastanza mitica. Ho capito, ma tu conosci Paolo Fava? Paolo Fava sarebbe il maestro di Enrico Rava. Sì. Paolo Fava è famosissimo anche negli Stati Uniti. Ma dai, come lo chiamano gli Fava? Ma no, adesso addirittura c'erano... No, i Village People gli avevano dedicato una canzone, no? Is Fava o'clock in the morning? No, 5 o'clock in the morning. E da allora è diventato un po' una leggenda, infatti si esibisce poco negli Stati Uniti. Perché lui tra un po' arriverà e molto, forse accetterà di duettare con te. Ma veramente? Senti, però prima, Sergio. Questa è una sorpresa incredibile. Lo so, la puoi mettere tra i tuoi trofei, premi, perché suonare con Fava, ragazzi. Me la metto in portfolio. Io non ci sono mai riuscito. Sergio, però una canzone delle tue facciamo, la più famosa. Il pubblico italiano siamo così, ci ancoriamo. La canti tu però, no, ma insieme. Guarda, io comincerei con Sabato Italiano, che è quella che tutti ci ricordiamo, dai, sapete, un fetido cortile. Proviamo. Ricomincia a colare. Che tonalità la facciamo? In Fa maggiore. Bravo, è la mia Fa maggiore. Signori, chi non se la ricorda? Sergio Caputo! Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. In strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese e sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via. Hey! Hey!
così ci avventuriamo nella Roma felliniana, equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri. Malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili, le donne degli amici, e questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via. Bravo, Cremonesi. Ha fatto un finale jazz. Bravo, bravo, bravo. Che bello. Sergio Caputo, ci fermiamo un attimo con te perché parliamo di una cosa che sicuramente ti intrigherà molto, intrigherà tutti i nostri amici che sono presenti qua e tutti gli amici che ci ascoltano da casa, perché abbiamo qua seduto in prima fila, voi lo potete vedere qui, abbiamo Andrea Stella, un applauso e un benvenuto. E ti racconto perché la storia di questo ragazzo è veramente incredibile, ammirevole. Non mi viene da dire sfortunata in quella, perché non... no? Parte sfortunato, finisce bene. Perché pensate, va in vacanza in America. Sì. Dove? Vado a Fort Lauderdale, vicino a Miami. A un certo punto così, simpaticamente, uno gli spara, così. Per rubargli la macchina. Sì, esatto. Ecco. Succede che avevo 24 anni, ero lì in viaggio di laurea, succede questo, rimango su una sedia a rotelle, torno in Italia e poi mi riprendo un po' e dico vorrei tornare a fare quello che facevo prima come hobby, cioè andare in barca a vela. Cerco una barca che mi consenta di fare le stesse cose su una sedia a rotelle, non la trovo, ho le possibilità familiari, costruisco un catamarano. Allora dico ma come? Con questa barca potrò fare qualsiasi cosa su una città, non posso fare niente, ci sono tutte queste barriere architettoniche che non mi consentono di muovermi come vorrei. Allora decido di raccontare questa cosa, se puoi fare una barca puoi fare una città, nasce un'associazione e la prima cosa che vogliamo fare è tornare in America. E quindi prendiamo la barca da Genova, arriviamo a Miami, attraversiamo l'oceano. Così, simpaticamente. Sì, cosa vuoi che sia? Cioè. E vado dove è successo il fattaccio, perché tu proprio... Io proprio duro. No, vado un po' per chiudere un cerchio col destino, ho detto me ne sono andato male, torniamoci un po' meglio. Tanto avevo conosciuto il mio amico Omar in ospedale, ho detto dai vieni anche tu a fare questa traversata, ma vado per un senso più generale. Non è possibile che uno attraversi l'oceano su una sedia a rotelle in barca a vela e non possa attraversare Milano, Roma, questo è sacrosanto. Chi ha orecchie, visto che siamo sotto nuovo governo, insomma, che adesso poi... guarda, ne stavamo discutendo in questi giorni, perché ho fatto un sacco di viaggi, io non so, ma nelle stazioni che tu arrivi e scendi con i bagagli e devi fare 20 rampe di scale a piedi, esatto. Giù e poi in su, succede. ancora, e mi domando, già una persona anziana, ma come fa? No, già io che so pigro. Ma voglio dire, una persona che è disabile o che ha avuto un problema anche temporaneo o permanente, eccetera, ma come fa a fare una cosa del genere? Esattamente. Guarda, uno mi che spiegava può prendere il però, treno. Mannaggia, ieri c'era qui l'amministratore delegato delle ferrovie, glielo potevamo dire. Che comunque ci sono delle cose molto più semplici, si potrebbero risparmiare anche dei soldi e aiutarvi, giusto? Sì, ma a volte basta girare una porta di un bagno verso l'esterno, quel bagno deve funzionare. La metropolitana di Londra ha meno accessi accessibili di quella di Milano, però ti mettono nel cartello fuori, guarda che i posti dove puoi scendere sono questo, quello e quell'altro. Noi a Milano mettiamo la stessa indicazione ma dentro il treno, quindi io come ci arrivo dentro il treno se non so se sono dei geni, sono dei geni. Senti, però cosa hai fatto oltre? Sei andato oltre, perché solo io? Ma qualcuno potrebbe anche... potrebbe essere utile ad altre persone, quindi abbiamo fatto nascere una scuola a vela itinerante. Partiamo da Genova, arriviamo a Trieste, sono 15 settimane all'anno, portiamo 700 persone
disabili e accompagnatori gratuitamente a vivere una giornata di mare. Questo credo sia una cosa bellissima, quindi dai subito un indirizzo, un recapito, un sì, qualcosa. che è www.lospiritodistella.it. Chiunque può contattarci e può partecipare a questa esperienza. Ti metto il link sul mio sito anche, appena torno di là. Io lo posso fare solo, credo di avere anch'io un sito, quindi qualcuno che si occupa del mio link sito vuol faccia dire che la tu stessa metti cosa. un'indicazione per arrivare a lui. Sì, no, perché io non so di cosa state parlando, però ce l'ho, no? Si può mettere sto link. Si può mettere il link. Allora, voglio anch'io il link. Ok, così Invitiamo tutti quelli che stanno ascoltando a linkare questa cosa bellissima. Linkare, il vero. Linkare non è male. Italianizzare. Come ti linkerei? Allora, capito? Caro, noi qui la prendiamo sempre a ridere, però hai fatto una cosa talmente bella. E poi amici che purtroppo non lo vedete, però ha una faccia così bella, cioè una faccia con sto sorriso, sempre il Joker. Ride. Cattivo. Ma io se posso andare in un ristorante e trovare un bagno accessibile, cioè posso muovermi, io vivo meglio di prima. Certo. Quindi amici, diamoci una mossa tutti, tutti veramente. Che non siano solo belle parole dette a una trasmissione radio. Allora, abbiamo dato il link, tu già è la seconda volta che vienici a trovare anche volentieri, altre grazie. volte, così ci dici come vanno le cose da qui al 12 giugno. Hai comprato il CD? Io ero già acquirente del tuo CD. Lei già, perché te lo volevamo regolare, ma visto che l'hai comprato ormai, vabbè. Sì. Gli puoi ridare i soldi, dai, ha fatto il gesto. Chiedili a Baldini, guarda che ti dice. Cosa, io i soldi a lui? Io sono... Te ne darei 1 miliardo. Senti, intanto però ti regalo il libro di Sergio Caputo, Disperatamente e in ritardo in un mondo cane. Te lo vengo a portare lì, te lo regalo. E io li... Però aspetta, prima Sergio te lo autografa. Certo. Poi mandateci altre 2 copie perché noi non ce l'abbiamo, se no. Ok, grazie. Allora grazie, ancora un applauso. Grande. Ovviamente, scusate, dimenticavo la cosa più importante. La cosa più importante, tutta questa storia è raccontata. È raccontata in un libro, ci tengo perché l'ho scritto io. E sentite il titolo. Si chiama 2 ruote sull'oceano, è edito da Longanesi e lo regalo a Caputo. Vai, questo scambio. Baldini e te che ci scambiamo. Io ti posso dare un album Panini che ho a casa. Io ti posso dare un libro, caro. Lo so, tu sì. Però anch'io ce l'ho un libro scritto vero. non da me, ma da Aldo Fett. Aldo Grasso, scusa che lo dico in inglese. Certo. Sergio, tu che sai l'inglese. Che non vuol dire fatto. Ma vuol dire grasso. Fatto vuol dire grasso? Sì. In inglese. Fat. Senti, una curiosità. La vera pronuncia di pub qual è? Pub. Pub, è vero? Sì, perché sì. solo Mike Buongiorno lo dice. Sono stato in un pub. Ieri c'è Solo detto lui pub. dice in un pub. Veramente. Vogliamo ancora suonare? Sì, come no. Sai, perché suona bene, dopo arriva Fava, Cosa suoniamo? Grazie. Garibaldi innamorato. Grazie Andrea, grazie ragazzi. Garibaldi innamorato. Al ristorante Garibaldi di Milano ce l'hanno come Ma sigla. dai. Lo conosci? Come no, sono stato il primo cliente lì, l'ho inaugurato. fatto lui, L'hai Garibaldi. inaugurato te? No, veramente, però ci andavo a mangiare spessissimissimo. C'è la compilation del ristorante Garibaldi di Milano che inizia ovviamente. Ma pensa con... che ce n'è una a San Francisco, incredibile, l'ho trovato, dico il Garibaldi. Poi stavo lì a guardare, mi guardavano da dentro, dicevo, ma cosa guarda questo? Il ristorante Garibaldi, è un classico. Il nostro se capita a San Francisco è vero, è andato a vedere. Cremonesi, sei pronto? Sì. Vai Anita! Ehi, qui non ti posso aiutare che non la so bene, ti vengo dietro un po'. E il Garibaldi fissa al mare, tira un sorso di rum, che di Marsala che la Havana non ne sbarcano più. Pensa ai fichi d'India della terra natia, le noti calde già Bahia, che malinconia. E attacca balla e se una samba sia suonata da Dio, c'è il Garibaldi innamorato per le strade di Rio, cappello a larghe falde sotto un poncio marron, sotto il poncio di Tania, batte un corazon. Posso darti solo amore, tutto quello che vorrai. Posso darti solo amore, quando me lo chiederai. Chi va là, viva Garibaldi, uè paesa, poca volontà.
gentlemen, Sergio Caputo. Altra strofa. L'ha finita, vabbè. La cosa buffa, no? Che negli Stati Uniti ormai storpio io stesso il mio nome, per cui io sono diventato, cioè la mia segreteria telefonica Hi, this is Sergio Caputo. Sergio? Sì. È una cosa incredibile. Però posso dire una cosa, tu forse non te ne accorgi, ma c'è un po' d'accento strano nel tuo italiano. Veramente? Adesso. Sì, un pochino c'è, l'ho sentito. No, me lo dicono la mattina presto, sono imparlabili, cioè, come si dice? Vedi, si dimentica anche inascoltabile. Inascoltabile. Faccio delle traduzioni simultanee di parole inglesi che non si applicano. Io adorerei parlare inglese, non ci sono mai riuscito. Facile, guarda, fa quello che ho fatto io. Né in 5 anni di liceo, né in 8 di liceo, scusate. Ma guarda, io andavo malissimo in inglese, malissimo. Sì? Sì, e poi invece... E lì ho imparato, no, perché sai che cos'è il problema dell'inglese in Italia? Che lo insegnano male, perché lo hanno considerato una materia, invece una lingua straniera importante. Questo è un messaggio importantissimo del lunch: imparate lingue straniere, perché se volete trovare un lavoro, una lingua straniera vi fa veramente la differenza. Sai che Cremonesi è bravissimo, cioè parla inglese come... Beh, io c'è un sassofonista che parla inglese perfetto. È americano. È americano. L'ho incontrato al bar, infatti. Però anche lui mi diceva che quando torna a casa, di dove sei Michael esattamente tu? Sono di Ithaca, New York. Di? Ithaca, New York. Dillo bene. Itaca. Sì. E dov'è Itaca? Sua madre Penelope l'aspetta spesso. Questa battuta che le avranno fatto in 100.000. Allora, adesso... C'è un ristorante italiano a Itaca che si chiama Penelope, giuro. Ma per forza. Ci sono anche i Proci. È un ristorante, i Proci. In California ce ne tanti. È pieno di Proci. Io ragazzi, pagateli e mandateli via, fatemi la cortesia. I Proci con la P. Pagateli e mandateli via. Pagateli e mandateli via, i Proci. È per questo che Ulisse era tranquillo. Come a scuola, come al liceo. Quando la professoressa cominciava e poi i Proci. No. Ulisse era tranquillo, gli diceva tua moglie sta con i Proci. infatti Penelope era la Maria Callas un po' dell'antica Grecia, no? Sì, Penelope. Infatti Callas si scrive col K, L, lambda. Ti piace l'etimologia delle parole? Ti piace? E quando è tornato Ulisse, brutti Proci. Adesso non lo ferma più nessuno. No, sta calcando, Guarda, e ride pure. Ride di gusto. Non ci ho mai pensato, è una minchiata, però è vero, è così. Non ci ho mai pensato in vita mia, però è così. Miseria, si ride ancora. Però scusa, gli insidiavano la moglie, adesso ci deve far riflettere. Provavano, però. Poi una notizia: Garibaldi innamorato arrivò 21esimo a Sanremo. Sì? Infatti, però poi incredibile. Però arrivò poi salì fino al 13° posto della classifica, che io non c'ero mai arrivato. Ma va. No, tu sei stato numero 1 in classifica. No, sono stato credo che il massimo che io sia arrivato. Penso di essere arrivato al 10° posto al massimo. No, guarda che ti sbagli. Sì, veramente. Sì, Sabato Italiano era il numero 1, ma che stai scherzando? Ma tu non lo sai. Mi fa un piacere cane. Adesso ho saputo che era il numero 1. Roba da non credere. Cercatemelo su internet, facciamogli vedere la schermata dove lui è più avanti di Ramazzotti, vi prego. Era più avanti. Vabbè, Ramazzotti non cantava ancora, certo. Ma tu sei giovane, c'hai la mia età, sei del 60? Sono del 72. Del 72 sei? Sì. Ah, però sei più giovane di me. Hai fatto la gaffa più grossa della storia. Ho scritto il primo pezzo a 2 anni. Ma non è vero. Stavo in italiano, l'ho scritto a 2 anni, poi non me lo pubblicavano perché ero minorenne, allora ho dovuto aspettare un po'. Ma io sono fenomenale. Fantastico. Peggio di Germinario. Sei giovane come me. Ma tu sai che il Germinario l'ho conosciuto? Chi? L'ho conosciuto quando ancora non faceva quel... Aspetta, però diciamolo perché il radioascoltatore. Antonio cosa Germinario faceva prima? È il mio, diciamolo, manager impresario. Antonio Germinario di Canosa, che mi rappresenta. E che dove l'hai conosciuto? Mi venne a trovare in McCann Erickson, che era un'agenzia di pubblicità dove lavoravo, e lui aveva avuto questa intuizione che io sarei diventato un musicista conosciuto, e giuro. E lui se lo ricorda questo, però. Incredibile. E io ero esterrefatto perché non pensavo neanche che si potesse andare dal vivo a cantare, quindi è arrivato questa persona che voleva farmi cantare. Antonio Germinario.
Anche con me, mi vide in un villaggio e disse: tu sarai il Pippo Baudo del 2000. Però poi tu ma nel 2000 il Pippo Baudo è rimasto lui. tu però non è che poi la cosa è andata avanti. Va bene. Andò, ti saluto Caputo! A testa! Amici, siamo qui con Sergio Caputo che già ha la chitarra, perché tra un po' forse duetterà con Paolo Fava. Ma prima dobbiamo tornare, dobbiamo andare in un su dei temi importanti. Sì, temi della giustizia. Quindi qui c'è un tribunale, i nostri avvocati più famosi. Sì. L'avvocato Messina, vedo già l'imputato, chissà chi è, chissà. Sarà un reietto. Sentiamo, un silenzio della società. Scusate, chiudiamo le porte del tribunale per favore e ci sediamo? Chiudiamo. Silenzio in aula, silenzio. Prego. Signor giudice! Minchia come strilla. Oggi in quest'aula si sta per compiere uno scambio giuridico. Stiamo per mettere alla gogna più elementari principi di giustizia ed equità. Stiamo dileggiando il diritto. Avvocato Messina, l'imputato è accusato di omicidio. Ha ucciso a coltellate la fidanzata che lo voleva lasciare. Aspetta. Vostro onore. Ma vogliamo scherzare? Si tratta semmai di incidente sul lavoro. Sì. L'imputato fa il lanciatore di coltelli, in arte l'infallibile Karim. E per un lanciatore di coltelli è brutto innamorarsi, certo. Perché come si dice l'amore è cieco e poi se una si mette con un lanciatore di coltelli qualche rischio lo deve pure correre, certo. E devo dire che con l'infallibile Karim i rischi sono pochi, perché su 10 coltelli ne ha sbagliati solo 2. Pensa che sfiga, eh? Pensate quanto è bravo. Se oggi noi condanniamo quest'uomo solo per 2 coltelli, che cosa dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Certo. Silenzio per favore. Che dobbiamo dire di questi che te fanno il pediluvio nella fontana di Trevi? Certo, quelli sì. Che li vedi proprio nei telegiornali, quando dicono c'è AFA, ti inquadrano i piedi di questi anziani giapponesi messi là dentro con questi piedi a mandorla. Silenzio in aula. Silenzio per favore. Avvocato, continui. Che dobbiamo dire di questi che si asciugano il sudore della fronte con la manica della camicia? Che schifo. E poi la rigirano per nascondere la chiazza. Di questi dovrebbero arrestare quando li trovano. No, il mio povero assistito. Avvocato, ma l'assistente era legata al bersaglio. Ma signor giudice, era per proteggerlo. Quello aveva il vizio di muoversi, c'era il rischio che si tagliasse. Certo. Era un legame affettivo. Anche tu, figlia mia, sei la fidanzata del tiratore di coltelli e ti fai beccare con il suo arrotino. Una cosa che non. Però non stava facendo uno spettacolo al circo, il delitto è avvenuto nel salotto di casa. Signor giudice, adesso vogliamo condannare uno che si porta il lavoro a casa? Certo. Per favore, che siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Che siamo noi per dire se sull'insalata è meglio l'aceto di vino o l'aceto di balsamico? Che siamo noi per dire chi ha vinto lo scudetto quest'anno? Che io ancora non l'ho capito. Signor giudice, voi ve lo ricordate il film Furia cieca? Ve lo ricordate il protagonista non vedente che fa strage di nemici? Ve lo ricordate o no? Sì, tutti. Dimenticatelo perché ho sbagliato sempre, non c'entra niente. Allora, signor giudice, sicuro di un verdetto favorevole, ci appelliamo alla vostra quella che è. Visti gli articoli 512, 622 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma no, ma l'ergastolo! Ma che voce ha oggi? Guarda il pubblico. No, ma io sto a parlare con lui. Stai zitto! Ma zitto da che? Zitto che ti poteva andare peggio dell'ergastolo. Non si sono accorti che i coltelli erano pure arrugginiti. Wow! Ecco il nostro imputato che si alza per fare questa scena. Signori, ci siamo quasi. Anzi, io devo dire, metterei una canzone. Una canzone. Allora, oggi mettiamo i Volver che abbiamo messi una volta sola. I Volver. No, Volver. Volver è spagnolo che significa volver a casa, torno a casa. Volver è un'altra cosa. Volver è un'altra cosa. Non dire. No. Non dire. Lo posso pensare? Sì, l'hai pensato. Volver Intercooler hai pensato? No, pensavo un'altra cosa. Non l'hai pensato tu? Pensavo a un cambio di vocale. Okay. Valvor? No. Con la U? Bravo. Ma sei una roba pessima. Pagatelo e mandatelo via. Pagatelo. Vabbè. Ma non si può. Vabbè, mettiamo i Volver. Stanno sbagliando.
Bello sto pezzo, bello rock italiano. Bello. Senti che roba. Sognerai di avere avuto lei, crederai di averle fatto del male. Mi ha rotto la nicchia adesso, non sai se capirai, ma il tuo sogno non è affatto reale e lei non pensa a te. Come puoi? Le si avvicina e tu la ferirai, la allontanerai e non vuoi capire che di più non potrai. Prendi adesso le sue mani e stringile a te. Il tuo sogno può durare, poi ti sveglierai. Non importa se finisce, ora è lì con te e vedi che non è reale, ma vivilo finché puoi. Crederai di aver sognato lei, sentirai addosso il suo respiro. Sono gruppi in erba questi, tutti in erba. Vai! Sono i Volver con Solo un sogno. Eccoli. Ci stava. Anche gli spostati ci dicono sono in erba, tutti i giorni però. Ale! Wow! Ricordatevi questo nome, Volver. Solo un sogno, solo un sogno, solo un sogno. Grazie Volver. Siamo È arrivato seri. un sms da parte di Lorenzo Engeler, lo conosci? Engeler? Lorenzo, pianista napoletano. Sì, bravissimo. sì. Ci dice che il CD di Caputo, Effetti Personali, si apriva con uno scat di Dizzy Gillespie. È vero. Che è uno dei trombettisti. Vi dirò di più, che pare, mi hanno detto, me l'ha detto anche lui, che... Chi te l'ha detto lui? Gillespie. Ah, pensavo che Lorenzo. si verificarono due cose eccezionali in quella occasione. Lui non andava mai in studio con nessuno, anche da Michael Jackson o da Quincy Jones si fece mandare a casa il pezzo di nastro, cantò, suonò sopra. Quindi io sono uno dei pochi ad averlo avuto in studio proprio lì. Com'è simpatico? Così. Simpaticissimo, alle 3 di notte noi eravamo rovinati, giovani, eccetera, eccetera, 75 anni, saltava, ballava. Vabbè, adesso hai parlato di Dizzy Gillespie, adesso facciamo un salto, andiamo uno step più in alto di Dizzy Gillespie. La musica si più parla alta di in Paolo assoluto. Fava. Adesso è lì Ma dietro la porta. ma viene veramente? Sì, viene dietro la qua. porta lui ama essere accolto non dagli applausi Senza clamori. pop che si fanno nei programmi televisivi e radiofonici, ma da Io applausi. sono emozionato. Lo so, No, Sergio. guarda, non ti preoccupare. Lo tanto teniamo a bada, dai. Ecco, signori, sta per Allora, arrivare maestro Paolo Fava, un piccolo applauso con le punte delle dita. Così. Maestro Fava, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Prego. Grazie, buongiorno. Non dice bene lei. Intanto vuoi protestare? Perché? Protestare pubblicamente perché non mi hanno messo nel disco della Casa del Jazz che si trova in edicola. Ah sì, quel disco lì dove ci sono Manco tutti. solo io. È vero, hai ragione. Allora cosa vuol fare se no? Tanto salutare questo ragazzo che dopo chi gliene è c'è questo scritto ragazzo? qua, se lo Sono, dice, sono assolutamente devastato dalla mia nullitudine. No, ma glielo presentiamo dopo, maestro. Prima ci dica Non me lo perché vuole dire. perché lei è arrabbiato. Non l'hanno messo in questo disco a dispense. E allora lei cosa vuol fare? Realizzerò un corso di tromba jazz a dispense che uscirà tutte le settimane. Ah, bene, in edicola? Perché mi guarda male, Stevens? Quello usciva in Ma edicola. per chi mi ha preso? Per un giornalaio? Non lo so.
la mia enciclopedia della tromba uscirà ogni venerdì nelle librerie, nei musei, nei circoli culturali e nelle università, ma non in tutte le città. Solo in quelle che superano i 3 milioni di abitanti, praticamente solo nelle capitali europee. Senta, come si chiamerà questo suo corso di tromba a dispense? Tromba tutte le settimane. Ah, bene. Suonerà qualcuno con lei? Sì. Beh, sicuramente il fior, la crème della crème del jazz mondiale. Ci saranno Paolo Recchia, Renato Gattone, Odoardo Pizzuto, Tiziano Porcipone, Anna Porotto, Ludovico Bufo, Davide Boglione, Stuli Manzoli e Ares Schiopperotti. Senta, ora torniamo al nostro ospite. Lei conosce Sergio Caputo? Caputo cos'è? Soprannome? No, perché? Scusi, è un grande musicista. So, tra l'altro, un chitarrista jazz. Il signore con la camicia a righe e la chitarra in questo, braccio. è l'unico che ha la chitarra. È che può vero, essere. è vero. Lui, sì. Conosce Dizzy Gillespie? Sì, penso di sì. Bravo ragazzo. Mi ricordo, faceva fatica, un po' sul pentagramma aveva difficoltà. Dizzy? Dizzy, molto. Glielo dizzi io. Glielo dizze, certo. Vabbè. Che vuole fare ragazzo? Ragazzo non lo so. Allora, possiamo facciamo sono molto emozionato se lei avesse voglia di fare 2 note anche così. Se proprio ti serve nel curriculum per caso, se ti serve mi serve la mate, anzi mi piacerebbe essere citato nel tromba tutte le settimane perché è una esatto. anche nei crediti, anche sulla carta di copertina. Se vi mette nell'indice va bene. Allora, che pezzo facciamo? Quale vuoi fare? Metamorfosi. Metamorfosi che ne facciamo metà, quindi metamorfosi e metà no. Se adesso continua con le battute io do un colpo no. Non è una battuta, maestro, ci mancherebbe. Allora, non mi prendete, per favore. No, assolutamente. Allora, possiamo cominciare. Una battuta di Manzo. Assoluto silenzio. Faccio la presentazione. Il maestro Fava e Sergio Caputo. Prego. Dica il titolo anche. Metamorfosi. Allora io attacco io e mi conto da solo perché Prego, sennò sì. io vado fuori tempo se non mi conto. Ma lui faccia quello che le pare. Tanto lui. 1, 2, 3. Metamorfosi, demoni torpedine mi attaccano, furie impomatate si scatenano nelle vie più chic della mia anima. Chiedo scusa, siccome lui continua a cantare e mi guarda come dire entra, io entro quando vuole. Maestro Fava è così. Prego. Entra quando vuole. Delle volte non entra neppure. Per me non esiste fuori tempo, entrare quando io posso entrare quando mi pare. Anche alla fine della canzone. Esattamente. Metto sbagliato. Alzi gomito e anche da lontano ti perseguito, no ti dirigi nel telefono, soffro di fobia da letto singolo, tu ci con la caduta degli zuccheri, fantastico maestro, è vero che sto pagando i miei tabù, ma per favore non mi dire che non ti piace il mio blues. Fantastico, sto morendo. Ci ho lavorato delle ore, ma qualcuno sta registrando. No, io credo che il Signore mi prenda per no, è veramente entusiasta. Io veramente un trombettista così non l'ho mai visto. E allora ci ho lavorato a fare sto benedetto assolo, se no adesso. Eccolo. Il calabrone impazzito. L'elefante con la laringite. Maestro fantastico, ma io non ho mai avuto, guardi, neanche con Gillespie ho avuto
Però è già andato via subito. Perché lui scappa, non vuole rimanere qua più dopo l'esibizione. Infatti io direi, stavo dicendo una cosa ma è andato via. Qual era? Dile che noi gliela riferiamo. No, ma devo dirlo a lui personalmente. Che è un grande fava? Cioè, nel senso, un grande io direi invece di ringraziare Sergio Caputo. Grazie a voi di avermi ospitato, è stato fantastico. Che si è divertito con noi, devo dire. Mi sono divertito, guarda, da morire. E ricordiamo il libro che io non ho più, ce l'ha Andrea il libro, ce l'hai te. Disperatamente e in ritardo cane. Mentre tu c'hai il libro, io ho il libro Due ruote sull'oceano, è una meraviglia, veramente. Cremonese, abbiamo concluso, lo sai. Allora, prima di finire, al volo, sabato 24, domenica 25 a Bari, in piazza del Ferrarese, avrà luogo il mercato Pizzo Free, un'iniziativa per dire no alle mafie. Il ricavato finanzierà progetti di legalità. Dunque, vi ricordiamo ancora, sabato 24, domenica 25 a Bari, in piazza del Ferrarese. E io invece ti dico che ci hanno chiamato alle Ferrovie dello Stato, sai che ieri c'è stato l'amministratore delegato, ha avuto grande successo la manifestazione per dare i nomi ai treni, hanno scelto Ghepardo, perché qui è un messaggio subliminale che siano Ghepardo, poi Gazzella, che non è un nome da uomo ma è veloce per il treno, va bene, poi Dingo e Dingo. Laggiù nel Montana fa manda i cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Dingo! Bravo! Vuol dire, la carne montana. È la carne montana, è vero. Abbiamo fatto sto spottino alla carne montana. Ma non c'è più, mi sa. C'è? Come non c'è più? Ma stai scherzando? C'è ancora la montana. Signori della montana, io non l'ho detto, l'ha detto lui. No, anzi io la mangio sempre, perché se mangi la montana poi i bambini! Abbiamo fatto lo spottino. Sai che sei? Perché la versione di Lando Fiorini sul Dingo non te la ricordi? Vabbè. Dingo, amore, vero. 100 campane stanno a dire no. Bello. Salutiamolo. Era il segno del comando. Salutiamo anche tutto il puff. Il locale. No. Salutiamo l'amica dalla California e tutto, insomma, gli amici di Pisa. Gli amici di Pisa, il nostro pubblico, Andrea Stella. Fernanda, tutti i nostri autori che partono oggi pomeriggio alla volta di Barletta per il compleanno del nostro del matrimonio. Il funerale, vuoi dire? Per il compleanno di Pinolo che si sposa a Barletta. Amici Barletta, andate tutti a trovare la moglie stanotte, tanto si sposa domani, diamo l'indirizzo, andate a trovare. Io non ho parole. La moglie andate a trovare tutti la moglie di Pinolo, così gli date la benedizione che domani si sposa, giusto? Che gli hai regalato il forno a microonde, non ho paura. No, gli ho regalato un'altra cosa. Non lo dire, non lo dire. La moglie. Non lo dire. Attenzione. Così è bello prendere in giro, no? Chi si sposa, se no, dice che la moglie di Pinolo sta festeggiando adesso l'arrivederci al nubilato. Questo è bellissimo. L'arrivederci. Esatto. Io non finirei oggi mai. Sono un po' dislessico, mi partono le parole prima, non finirei mai oggi. Io oggi non finirei mai, vorrei rimanere qui a ora, ma sai, purtroppo oggi c'ho impegni e incombenze. Oggi è la festa di mio nipote che fa 3 anni, quindi. Abbiamo finito, ciao! Viva Radio 2! Oltre all'edizione delle 13:40, delle 22:40, delle 7 del mattino. Viva Radio 2! E anche di domenica! Cribio, dalle 11 alle 12:30. Domenica! Viva Radio 2! Quando dico che ti amo, credi a me. È la pura e sacrosanta verità. Ieri sono stato uno che si era sempre divertito e niente più. Adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore, non dar retta alla gente, credi a me. Quando dico
che ti amo, quando dico che ti amo è la pura e sacrosanta verità. Adesso no, non sono più così, questa volta giuro che è veramente amore, non dar retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura e sacrosanta verità. È la pura e sacrosanta verità. È la pura e sacrosanta verità. T'ho venuta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, 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 così. Guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, so piaciuto. Eri piccola, 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 così. E poi è nato il nostro folle amore, che ripensa ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduto, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, 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 così. Viziata, coccolata, latte, burro e marmellata. Eri piccola, 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 così. E cretino sono stato, anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, 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 così. Tu fumavi 1000 sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo spappolato. T'ho cercato, l'ho scovato, l'ho guardato, sei squagliato, 4 schiaffi t'ho servito. Tu m'hai detto, disgraziato, la pistola m'hai puntato ed un colpo m'hai sparato. Ah sì, eh? Spara! Porca troia! T'ha preso bene. Spara! Quali mortacci? E spara! E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. E ci siamo, diciamo, buscaglionati. Volevo dirti, Baldacchio, che ci ascoltano molti ragazzi giovani, ma Sì. giovani, ragazzini gli piacciono i cartoni animati. Allora, una sorpresa per loro, ho fregato una cosa neri per caso sui cartoni animati, bellissima. Senti un po'. Si trasforma in un altro missile con circuiti di 1000 valvole tra le stelle sprinta. Senti che bravi. Mangia libri di cibernetica, insalata di matematica e a volare su Marte va. Ma chi è? Ma chi è? Un robot, che si sembra fulmini, è protetto da scuri termini, sentinella lui ci fa. Quando schiaccia un grande magico, lui diventa ipergalattico, lotta per l'umanità. Il pubblico apprezza, apprezza.
ufarobot, ufarobot.